e ho deciso infatti di portarvi a Shoreditch. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Don't surf baby, take it to Florence, I'm gonna take you surfing safari. Don't surf baby, take it to Florence, I'm gonna take you surfing safari. Don't surf baby. Buongiorno raga. Sì, lo so, mi devo tagliare i capelli. Mi avete chiesto un sacco in tanti un altro vlog su Londra, un altro episodio su Londra, e ho deciso di portarvi in una delle zone più moderne, in una delle zone più cool, diciamo, dove escono i giovani, dove nascono le mode, e ho deciso infatti di portarvi a Shoreditch. Lo so raga, il nome è un po' impronunciabile, è scritto Shoreditch, però è una zona veramente che merita. Shoreditch raga è diventata la patria del mondo hipster, è dove è nata la cultura hipster, e soprattutto ci sono un sacco di mercatini. Sì raga, è così, è molto friendly, molto aperta. Le stazioni più vicine sono Old Street e Shoreditch High Street. Un po' un contrasto perché comunque si trova a est di Londra, però è molto vicina alla City, e quindi è tutta la zona dove sono tutti ben vestiti, giacca e cravatta, la zona finanziaria diciamo della città. Questa raga si chiama Shoreditch Box Park. Hanno avuto un'altra genialata, in pratica hanno preso tipo 30 container e li hanno messi uno a fianco all'altro, container che si usano per le spedizioni, li hanno verniciati e in ogni container c'è un negozio. Vedete raga, ogni container è un negozio e ogni negozio è un negozio a sé, e si lega molto bene con ciò che è Shoreditch, ossia tutti artisti. E adesso andiamo a vedere la zona un po' dei murales, dove ci sono stati tanti murales anche di Banksy o Bansky, come molti erroneamente lo chiamano. Come vi dicevo raga, è la zona dei graffiti, è la zona degli artisti, e si possono trovare cose fighissime, tipo questa cosa dietro di me. Raga, Shoreditch è molto famosa per la moda, i barbieri, le parrucchiere, per le mostre d'arte, e come dicevo per i negozi, soprattutto per tutti i coffee shop, negozi di abbigliamento vintage. Se volete un'idea per il vostro locale, un'idea alternativa, Shoreditch è il posto giusto. Raga, che figata, è un negozio solo di cereali, dove puoi ordinare e ti servono cereali. È già di per sé un'idea fantastica. È conosciuto in tutto il mondo questo negozio, e guardate che figa l'insegna. Hanno usato tutte cassette VHS vecchissime, bellissime. La via più famosa è sicuramente Brick Lane, molto conosciuta. Ah, ti chiami? Antonio. Antonio. Raga, ho beccato Antonio che ha detto che segue qualche vlog. Qualche volta le seguo, sì, mi piace, è veramente interessante. Grande. Molto simpatico ragazzo. Basta, che sennò pensano che ti paga. Io ogni volta che così paga. Sì, ho visto, è vero. E cosa fai a Londra di bello? Faccio il fitness coach adesso, sto studiando per diventare personal trainer. Figo. Quindi se dovete gonfiarvi o mettere un po' di muscoli, potete andare a Fitness First a Monument, giusto? Sì, giusto, perfetto. E di dove sei? Sono originario di Aversa, provincia di Caserta, e ho vissuto vicino a Ivrea, vicino a Torino. Sei da tanto a Londra 2 anni. Sto facendo un episodio su Shoreditch, ti piace? Sì, ho lavorato a Shoreditch un anno come pizzaiolo, ho lavorato a Pizza East. Ah, ok, per sì, un anno. Conosciuto, abbastanza conosciuto. Sì, abbastanza conosciuto, ho lavorato un anno, ho fatto il pizzaiolo lì, molto bello. Che gli puoi raccontare di Shoreditch? Shoreditch è bella, ti puoi perdere, c'è molta movida, però è un bel posto pieno di cultura, c'è multiculturale, molto bello. Sì, ho cercato di raccontargli un po' quello, adesso vediamo cosa esce perché non lo so, vediamo come va monta. Grazie mille comunque. Di nulla. Non può mancare il mercatino del cibo, raga.
altri mercatini giganti vintage, quelli dove se entri non esci mai più. E questa è una delle vie più famose, è piccolissima, non è facile da trovare, però dovete cercare bene a Shoreditch, dovete cercare bene. Gli imprenditori stanno investendo sempre di più perché tutta l'attenzione è qua, gli inglesi escono un sacco qua. Anche artisti italiani, raga, Naturalmente succedono anche queste cose a Shoreditch, anche perché siamo al bike club, quindi. E con questo si conclude il giro di Shoreditch, ma è una zona che dovete comunque girare e vedere con i vostri occhi. Volevo giusto darvi un'idea in più se doveste venire a Londra, soprattutto se vivete a Londra e non sapete dove uscire, dove andare a mangiare. Ci sono un sacco di locali super interessanti, quindi noi ci vediamo al prossimo episodio di Samu's Vlog. Nel frattempo mi raccomando, è weekend, quindi uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito e noi ci vediamo al prossimo episodio del Samu's Vlog. Buona!